Io sono particolarmente contenta stasera, non solo di essere qui nel nostro amato Delta, ma anche perché il pubblico arriva un po' da tutte le parti del Veneto ed era proprio in qualche modo l'intenzione che con Mauro avevamo sin dall'inizio voluto dare a questo convegno regionale, che è peraltro il primo convegno di una lunga serie, come bene è stato detto anche all'inizio, e che vorremmo comunque fossero anche occasioni non solo di conoscenza, non solo di incontro, ma anche evidentemente di stimolo e di conoscenza, perché avrete avuto sicuramente modo di capire come vi siano delle eccellenze straordinarie nel nostro territorio, e io con queste nuove deleghe le sto piano piano non solo scoprendo ma anche toccando con mano, e ne sento peraltro una responsabilità grandissima. Quindi sono a ringraziare Alfonso Martelli, che peraltro è anche una cara amica, ma con cui ci stiamo confrontando molto sui temi dell'innovazione e della ricerca. Elena Sgaravati ci siamo conosciute stasera, ma sapevo dell'alone magico attorno a quanto fa, e Saveria da sempre, devo dire, mi è stata maestra anche nella formazione proprio attorno al tema delle pari opportunità, e quindi sono a ringraziarle perché avrete avuto modo insomma di capire come sia un caleidoscopio il mondo femminile, non solo evidentemente della nostra società, ma anche della politica, della cultura e dell'impresa. Gli anni scorsi ci siamo incontrati probabilmente con molti di voi e molte di voi anche attorno ai temi più strettamente legati all'imprenditoria femminile. Oggi con Mauro abbiamo voluto tagliare proprio l'impresa al femminile con una diversa visione, quella della ripresa economica, nella quale abbiamo assolutamente il dovere di credere, però puntando a dare valore a quello che è la tradizione e l'innovazione, che sono due valori per noi nella nostra regione di straordinaria importanza. È del tutto evidente che i paesi che hanno una maggiore storia alle spalle sono quelli che hanno saputo anche innovare pur mantenendo anche intatte quelle che sono tradizioni e automaticamente valorizzando quella che è la qualità. La qualità oggi come oggi, almeno dagli studi ovviamente che possiamo leggere e rilevare, la qualità che poi è la sfida più grande in un mondo globalizzato e quindi con cui noi evidentemente piccole realtà anche locali dobbiamo confrontarci, la qualità è indubbiamente la sfida sulla quale noi possiamo vincere la ripresa, e la qualità deriva anche da una precisa conoscenza di quello che sono anche valori etici legati ovviamente all'impresa e alla cultura d'impresa. E in questo le imprese al femminile, quindi le donne che non solo sono imprenditrici ma ricercatrici, ma comunque le donne del mondo del lavoro, e per lavoro intendo non solo evidentemente l'impresa al femminile, ma intendo anche tutto ciò che riguarda il sociale, la cultura, l'arte, dove la donna riesce ovviamente a realizzare al meglio, diciamo liberamente, dopo ci ritorniamo su questo concetto, le proprie caratteristiche. Lì sicuramente molti dei valori legati alla tradizione vengono, anche se innovati, mantenuti nelle proprie radici con un grande spessore. E credo che indubbiamente questa sia anche la sfida di noi istituzioni, oggi come oggi, che guardiamo alla ripresa con non solo una grande responsabilità, ma anche con una forte preoccupazione, che non è solo legata alle risorse, credetemi. Non è tanto, io me ne sto rendendo conto anche in queste prime settimane di nuovo incarico, avendo sicuramente una deformazione dovuta da 10 anni di bilancio. La prima cosa che evidentemente mi sono preoccupata di capire era quante risorse avessi a disposizione per stare accanto alle imprese. Non è questo che serve oggi come oggi. Oggi come oggi serve una straordinaria flessibilità, non solo per affrontare la continuità di un'impresa, ma serve anche una straordinaria flessibilità per riuscire ad adattarsi a un mondo che solo 3 anni fa era completamente diverso. Mondo che è completamente cambiato, ma che indubbiamente offre, e io credo che in questo le donne siano una chiave di volta importante, offre come
dopo ogni crisi, evidentemente così come dopo ogni guerra, una volta c'erano le guerre, oggi per fortuna non ci sono, però evidentemente questi sono momenti anche di selezione comunque. Da questo noi dobbiamo poter trarre i migliori insegnamenti e in qualche modo valorizzare ciò che di migliore abbiamo. Ed è quello che sta succedendo ovviamente nel mondo della ricerca, nel mondo dell'innovazione e devo dire con particolare attenzione nel nostro Veneto. Un Veneto che con un'Europa allargata si è trovato evidentemente immediatamente centrale rispetto a tutta l'Europa, un Veneto che ha saputo lavorare sempre moltissimo negli anni attorno ad un'impresa che non è grande, che non è la grande industria, che ha fatto anche dell'impresa familiare evidentemente un tassello di qualità, di tradizione, che oggi ha saputo anche innovare, come abbiamo avuto modo di capire, ma che è in bilico a causa ovviamente di difficoltà legate al mondo del credito. E allora anche da un'analisi recente, da uno studio effettuato proprio di recente durante l'anno scorso e poi pubblicato quest'anno, le imprese al femminile, così come l'Europa ci raccomanda, sono indubbiamente le imprese che meglio hanno saputo sopportare questo momento difficilissimo, in qualche modo anche di fronte alle difficoltà per esempio del credito, le imprese al femminile, anche se più piccole, hanno avuto una tenuta maggiore. Difficilmente un'impresa al femminile porta, come si suol dire, i libri in tribunale e ha un rapporto comunque anche nel rispettare quanto più possibile non solo l'organizzazione di azienda ma anche le difficoltà familiari per esempio dei lavoratori, con una sensibilità, con quel cuore, con quella passione di cui si parlava prima, che a volte l'impresa maschile non custodisce e non rispetta, così come invece avviene in una femminile.